Bella Ju, bentornati su Real Napoli Football, ragazzi. Finalmente siamo riusciti a fare una striscia di 3 vittorie di fila. Questo ci fa ben sperare per il futuro, ma andiamo a vedere subito chi sarà il prossimo avversario. E come sempre, se vi fa piacere, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e commentate per farmi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere. Detto ciò, vediamo che succede, vediamo chi sarà l'avversario. E sarà Napoli Atletico Madrid, credo. Non vorrei sbagliare, sarà Napoli Atletico Madrid. Sì, no, sai, hai ragione, effettivamente, perché a volte sono un po' ancorato poi. Allora, Napoli Atletico, questa volta cominciamo con la formazione base. Loro hanno una difesa molto schiacciata, va bene. Andiamo al match. Grazie Atletico, questo già lo devo. Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno Si parte Napoli Atletico Madrid, ragazzi. Osimhen muove la prima palla per Lobotka verso Mario Rui, Kvaratskhelia dentro per Mario Rui che scende, la dà Zielinski, palla per Kvaratskhelia dentro per Zielu, tacco per Mario Rui che si ferma, cross che non arriva. Attenzione Zielinski dentro per Politano che non riesce ad arrivare a tirare, Anghissà tacca l'Atletico, Nathan, Mario Rui, tacco per Kvaratskhelia dentro Kvara, niente da fare, attenzione Lobotka, tacca l'Atletico Madrid, proviamo a chiudere noi Nathan, scende Hakimi che crossa in mezzo, c'è Di Lorenzo che la mette fuori, errore di Anghissà qui, Maradona, che cazzo di gol ha fatto questo? Gli è bastato un attimo per impadronirsi della partita. I campioni come lui sanno come sbloccare queste partite. Ha una marcia in più, sia tecnicamente che mentalmente. Dici? L'ha appena dimostrato. Conclusione straordinaria all'angolino, inutile l'intervento del portiere. Guarda Fabio, come se ancora prima di colpire la palla avesse già in mente tutta l'azione, compreso il gran finale. Proviamo. Partiamo male, intanto Atletico in vantaggio, Lobotka allarga per Di Lorenzo, Politano, Di Lorenzo, Rachmani, Nathan allarga per Mario Rui che prova a scendere Rui, attenzione Rui, arriva al cross in mezzo, c'è Osimhen ma c'è anche Cech, Anghissà, palla per Lobo che prova a darla a Politano, dribbling di Politano, non riuscito. Attenzione Neymar, chiusura di Di Lorenzo, Lobotka, palla per Politano dentro per Osimhen. Niente da fare. Lobotka in chiusura, Anghissà, niente. Kvaratskhelia recupera palla qui. Che non è andato a Zielu, non lo so. Attenzione Mario Rui, prova ad attaccare l'Atletico. Attenzione. Scende Galeno, cross in mezzo. Mamma mia, Meret. Palla verso Anghissà, direttamente verso Politano che dribbla. Politano prova ad andarsene, ma Camavinga gli resta attaccato. Diego, attenzione, Zielinski, palla verso Galeno, tiro ancora, tira sempre, penso che saltete la fanno fatti stanno invertiti. Una parata eccezionale, ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. Va bene, andiamo, va bene. Primo calcio d'angolo dell'incontro, i difensori sono pronti a salire, vediamo se riescono a sfruttarlo. Attenzione, possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Attaccare con Meret, foga a volte può condurre a un capovolgimento. il lancio lungo di Alex Meret, Osimhen, palla per Di Lorenzo, Lobotka, entra Lobotka dentro, ma errore di Lobo. Occasione per il contropiede. Hakimi. Attenzione Mario Rui deve andare a recuperare palla per Lobotka, dentro per Zielinski e la dà a Mario Rui che va a riscendere Mario Rui, dentro per Zielinski, cerca Politano nello spazio, Politano, è autogol propiziato da Matteo Politano. E qui anche sfortuna. 1-1. Però un regalo così non andrebbe fatto. Attenzione, attaccano loro, Nathan, Maradona che tira Meret, rilancio lungo verso Osimhen,
La dà Kvaratskhelia che prova a mettere giù Kvara, fermato da Hernandez. Attenzione, check. De palla arriva a Zielinski, niente da fare. Mario Rui. Mario Rui recupera palla, la dà a Matteo Politano che prova a cercare dentro Zielinski per Osimhen. Niente da fare. Di Lorenzo, palla per Kvaratskhelia, si gira Kvara, scende qua, fallaccio su Kvaratskhelia. La palla da servare dal Leale. Adesso inevitabile arriva anche la sanzione. Cartellino giallo. Ok. Evidentemente non trova giusto il cartellino, ma dovrà controllare la sua reazione e misurare anche le parole. Attenzione Zielinski. Prova Zielinski, calcio d'angolo. Zielinski, palla verso Amir Rrahmani che tenterà di buttarsi sul secondo palo. Zielo verso Rrahmani che prova a metterla dentro, la finisce Anghissà. Riparte l'Atletico. Attenzione Anghissà, prova a recuperare, proviamo ad attenderli. Zielinski, Camavinga prova a dare una mano. Mario Rui, gran recupero palla di Mario Rui, prova ad appoggiarla male qui però. Attenzione, riparte l'Atletico Madrid, palla dentro. Rrahmani in chiusura, gran chiusura di Rrahmani che poi allarga verso Politano che la dà dietro a Mario Rui che vede Lobotka, che la dà a Kvaratskhelia che cerca Osimhen che va dentro da Zielinski, brutta palla. Politano recupera una gran palla, niente da fare però, riesce ad andare bene col break. Riparte l'Atletico Madrid, Mario Rui non riesce a chiudere Galeno che tira ancora Meret. Che grande parata. Il lancio lungo di Alex Meret. Osimhen, palla per Zielinski, non riesce a girarla Zielinski. Mario Rui va in chiusura anche Anghissà. Anghissà, fallo laterale per loro. Attenzione Galeno, laterale ancora per loro, partita tesissima per il momento. Ancora Nathan e guadagnano calcio d'angolo, incredibile. Alla fine arrivano col calcio d'angolo. Pirlo è pronto a calciare il corner. Calcio d'angolo per Pirlo, attenzione, Rrahmani la mette fuori e Politano fa correre Lobotka che dall'altro lato vede arrivare Kvaratskhelia di gran carriera. Kvaratskhelia dentro per Osimhen che la appoggia a Politano, contropiede perfetto, 2-1, Matteo Politano. Non si sono disuniti e sono tornati avanti. Un gol facile, anche troppo direi. Contropiede perfetto, abbandonato. Ma è riuscito a sfruttare al meglio un'imbeccata perfetta. Gran gol. Ragazzi, ci regala un bel po' di punti l'amico. Ci regala davvero un bel po' di punti perché abbandona dopo nemmeno aver finito il primo tempo. Noi ringraziamo sentitamente per questo regalo e saliamo a 1304 punti guadagnando 32, quarta vittoria di fila.